Buongiorno amici di Mattoscacco, questo è l'evento probabilmente più importante e atteso di sempre, una serie di partite di fila tra Carlsen contro Niemann. Da quando c'era stato quel grande scandalo, poi non c'era più stata la possibilità tra i due di confrontarsi veramente così a lungo, perché sai, in una partita, come è accaduto in quella famosa partita dove Carlsen ha perso, può accadere qualsiasi cosa. Io credo che si vede veramente chi è più forte di due in una serie di partite e qui abbiamo la possibilità di vedere in tantissime partite chi è più forte. Ieri si è svolto questo match tra Carlsen e Niemann e oggi ci sarà, credo sia oggi o domani, non vorrei gaffare, credo sia oggi che ci sia lo scontro finale. Allora, andiamo a vedere, ora ci sono state tantissime partite, noi le andremo a vedere tutte, io ho selezionato per voi quelle che sono secondo me più significative, me le sono segnate qui a lato e prima di cominciare vi invito tutti ad andare su Instagram, cercare Mattoscacco su Instagram, abbiamo aperto il torneo delle leggende, faremo sfidare Fischer contro Carlsen, Kramnik contro, insomma tutti i migliori contro tutti e sarete voi a decidere chi sarà il vincitore, quindi andate su Instagram perché abbiamo bisogno del vostro supporto. Detto ciò, cominciamo. Come funziona questo Speed Chess Tour? I giocatori si sfidano per un tot di tempo sono tutte partite Speed Blitz, 5 minuti più un secondo di incremento, finito questo tot tempo che a volte è 75 minuti, a volte 90 minuti, a seconda di dove siamo all'interno del torneo. Ci si sposta in una serie di partite a 3 minuti più un secondo di incremento mosso per poi andare nelle bullet da 1 minuto più 1. Quindi diciamo ci si può sfidare su varie tempistiche e ovviamente è un torneo riservato per i giocatori veloci. Piccolo spoiler, Nakamura ha perso contro il giovanissimo Alireza Firouzja che è andato in finale. Detto ciò, andiamo. Prima partita, Carlsen con il bianco. Quello che possiamo vedere da queste partite è che i giocatori utilizzeranno, almeno Carlsen cercherà di utilizzare sempre aperture semi sconosciute o comunque non principali. Anche quando si andrà poi nelle siciliane, Carlsen cercherà sempre di giocare antisiciliane, cose molto tranquille. Sarà per depistare l'avversario? Sarà per non andare in una sfida teorica perché Niemann è un grande studioso? Chi lo sa. Tanto la partita si svolge in questo modo, Carlsen decide di eseguire un doppio fianchetto. I giocatori giocano molto velocemente le prime mosse, è vero che 5 minuti non sono pochissimi, ma non sono neanche tantissimi. Quindi lo sviluppo per i pezzi del bianco è quasi terminato, adesso bisogna capire come impostare il tutto. Spinta liberatoria in C4 per prendere un po' di spazio, cattura e torre su colonna semiaperta. Adesso bisogna capire come impostare un pochettino il gioco. Si potrebbe pensare di preparare una spinta liberatoria in E4 oppure di andare a raddoppiare o triplicare i pezzi pesanti lungo la colonna C e cercare di fare pressione in questo modo. Questi sono i piani del bianco. Arriva la torre sulla colonna E per entrambi i giocatori e qui già questa piccola alzatina di torre C2 ci fa capire che con tutta probabilità Carlsen sceglierà come piano quello dell'attacco sulla colonna semiaperta C. Cavallo si ritira, arriva donna C1, anche il piano di mettere la donna in A1 con questa piccola batteria, anche questo è interessante, ma in questo caso specifico non funziona perché c'è già l'alfiere in F8 che tiene, quindi per questa ragione la donna va in C1, qui arriva la spinta su C5 e ora ragazzi vi ricordo che siamo all'interno di una partita blitz dove ok si può calcolare ma fino a un certo punto, dopodiché entra il sentimento, entra l'istinto e qui Carlsen ci meraviglia e ci regala subito una perla in questa prima partita giocando un sacrificio di qualità con compenso a lungo termine. Chi ha visto il videocorso sull'Academy di Mattoscacco Harakiri di Andrea Stella, lui ha mostrato tantissimi esempi di questo tipo, dove torre per C5, sacrificio di lungo termine. Questa torre è catturabile e viene catturata, Niemann subito cattura e donna per C5. Quindi il bianco dà subito la propria qualità. Dalla qualità il nero è un attimino in ritardo di sviluppo, quindi il bianco ora è in vantaggio dinamico, tant'è che pur avendo la qualità in meno,
il motore valuta questa posizione pari, quindi adesso Carlsen deve cercare di attivare i propri pezzi, altrimenti la situazione potrebbe sfuggirgli di mano. Cavallo di 7 minacciando la donna che si sposta, torre in sesta traversa, alfiere che attacca la torre che attacca la regina e la regina che va in A4. Non probabilmente la posizione migliore, poiché arriva cavallo C5 che fa spostare la regina e cade il pedone B3. Attenzione che la posizione sta iniziando a sfuggire di mano a Carlsen, cavallo di 2 attaccando la torre che si deve spostare, qui una serie di manovre, vado un pochettino veloce, e qui Niemann, essendo in vantaggio di materiale, chiede il cambio delle donne. Cambio delle donne praticamente forzato, perché c'è attacco sulla donna e doppio attacco sull'alfiere. Cambio forzato, alfiere di 4. Quello che cercherà di fare Niemann è sicuramente andare in un finale, poiché ha le 2 torri contro una torre del bianco. Torre B3, torre in A1, e qui Niemann con 1 minuto e 48 sull'orologio ricambia il favore giocando B5. Che cosa c'è che non va in B5? È che questa torre in effetti, come puoi vedere, non ha troppe case dove andare, e dopo cavallo di 2 la torre è praticamente persa. Qui c'è l'alfiere, qui c'è l'alfiere, qui c'è l'alfiere e qui è attaccata dal cavallo. A4 per Niemann per non perdere una torre gratis, almeno viene sostenuta da un pezzo. F3, non c'è alcuna fretta di catturare quella torre, perché tanto quella torre da lì non scapperà mai. Cavallo N8, cavallo per B3, apre B3, torre B1, torre per A3, e ora il re inizia a entrare in gioco. Torre C1, attaccando il cavallo, torre in A2, lasciando in presa il cavallo C7, minacciando alfiere di 3 e ovviamente anche la promozione di questo pedone. Carlsen preferisce togliersi con re in E3, cavallo in E8, la ritirata probabilmente peggiore di questo cavallo, poiché arriva l'inchiodatura e questo cavallo è indifendibile. Perché dico che è indifendibile? Perché dopo 2 secondi sull'orologio per Niemann, dopo re F8 che è la mossa che accade in partita, arriva lo scacco, il re è costretto ad andarsene e arriva praticamente anche lo scacco matto. Quindi prima partita finisce in questo modo con Niemann in sofferenza di tempo. Niemann finisce la partita per abbandono con 1 secondo punto 6 sull'orologio e Carlsen 1 minuto. Questa sarà una costante per tutto il match. Carlsen avrà quasi sempre più tempo di Niemann, una gestione migliore del tempo, e quando le partite andranno nel finale Carlsen riuscirà sempre a trovare quelle manovre che lo aiuteranno, in caso di situazione peggiore, andare in parità, e nel caso di parità a concluderla. Quindi finisce la prima partita, 1 punto per Carlsen, ma siamo solo all'inizio di tantissime partite, quindi 1 punto non significa assolutamente nulla, e andiamo così nella terza partita. La seconda partita finisce con una patta molto che non sa di nulla, quindi ve la risparmio. Andiamo direttamente alla terza partita. Quindi prima partita Carlsen bianco, seconda partita finisce patta Niemann e col bianco, e adesso ritorna Carlsen ancora col bianco. C4, Carlsen gli piace un po' aprire con C4, l'inglese in questo match fa tutti impianti un po' anche con questo tridente di pedoni in C4 e 4 di 3. Arriva D5, alfiere G2, vedete sempre fianchetti, sempre difese molto, se vogliamo, passive per essere il bianco. A5, cavallo C3, C6 per Niemann fa questo cuneo di pedoni per contrastare questo fortissimo alfiere infiancato del bianco. E4, ecco che arriva il famoso tridente, cavallo A6, E5, cavallo D7, H4, cercando di limitare l'alfiere buono del nero. B6 per dare spazio anche all'altro alfiere, torre in E1, alfiere B7, C per D4. Ora il centro è abbastanza definito, alfiere C6, cavallo G5. Ora iniziano a esserci possibilità di attacco lungo il re, dato che questo tipo di struttura simil francese, questa è una struttura di pedone francese, il re nero non ha il cavallo in F6 che è un grande difensore dell'arrocco, questo dà idee al bianco di attaccare, non so, donna D3, donna H5, sicuramente il nero può difendersi, ma sarà costretto a spingere un pedone e quindi andando inevitabilmente a indebolire la propria posizione.
pedone B5, donna H5, arriva la prima minaccia di matto. Niemann decide di dare il proprio alfiere buono per evitare questa minaccia senza spingere i pedoni che indebolirebbero. Donna N8 e adesso donna in G4. Qual è l'idea? Molto semplice. Alfiere H6 per creare problemi, ma probabilmente anche alfiere F6 dovrebbe funzionare uguale. Re in H8 per togliersi da queste inchiodature. Torre in avanti in C1, andando ad attaccare a raggi X, questo alfiere è sospeso. Cavallo B6, l'alfiere non è più sospeso poiché è tenuta, ma attenzione a questa regina che adesso ha un ruolo anche e soprattutto difensivo, quindi la regina è rilegata alla difesa di questo alfiere. Ricordati questo punto perché ci tornerà utile dopo. Cavallo E2, che cosa fa? Carlsen va ad accumulare, quando noi dobbiamo creare un attacco, ricordiamoci che abbiamo bisogno di 3 pezzi in attacco per creare qualcosa di importante. Con 2 difficilmente riesce a creare problemi seri al tuo avversario. 3, quindi 1, 2 e sta arrivando il terzo, probabilmente verrà messo in F4 che poi andrà in H5 e andrà a dare una mano. Cavallo B4, minacciando anche doppi importanti, ma a questo punto ci sono mosse più importanti. Cavallo F4, si porta in attacco, difende il doppio e questo cavallo è veramente un terzo attaccante formidabile. Cavallo per A2, sì, Niemann si prende un pedone con minaccia su questa torre, ma probabilmente adesso c'è di meglio. Cavallo H5. Fantastico vedere come Carlsen ha quasi 3 minuti sull'orologio, Niemann 21 secondi inizia già a soffrire. Perché questa mossa è da 2 punti esclamativi? Perché si minaccia semplicemente il sacrificio su G7 e dopodiché dopo alfiere F6 arriva praticamente lo scaccomato con l'entrata di donna su G7. Quindi si minaccia il sacrificio su G7, è il momento per la torre di dare una mano, ma arriva un'altra mossa spettacolare. Doppio punto esclamativo ancora per Carlsen, non solo c'è il doppio, non solo questo cavallo non si può mai prendere, sempre per la stessa ragione, perché dopo pedone per e alfiere per arriva il matto. Donna F8, probabilmente una delle mosse uniche, la donna però ha perso il controllo sull'alfiere C6, vi ricordate che la donna aveva anche un ruolo difensivo. Donna H5, la pressione aumenta ancora, si può prendere la torre, si può prendere l'alfiere, ma è molto più importante minacciare scacco matto. G per F6, le minacce di matto sono scomparse, dopo alfiere per F6, scacco, torre G7, unica difesa se non si vuole interporre la donna, e dopo torre per C6 praticamente il buon Niemann abbandona, anche perché Carlsen ha 2 minuti e Niemann aveva 2 secondi sull'orologio. Quindi alla fine della terza partita abbiamo 2 vittorie per Carlsen e una patta. Arriva così la quarta partita. Questo è il turno per Niemann di avere il bianco. Allora, all'interno di questo match, quello che ho potuto vedere, e questa è una mia considerazione, fatemi sapere se anche voi avete seguito e che cosa ve ne pare. Niemann apre praticamente sempre con E4 e le partite vanno sempre a finire in partite italiane tranquillissime, di gioco piano, gioco pianissimo. E questo tipo di sequenza di mosse la vedremo all'interno del match, penso senza esagerare, 6 o 7 volte. E quindi credo che abbiano fatto una ventina di partite, 6-7 volte, ma anche di più, vediamo questa identica successione di mosse dove H3, alfiere 6, torre 8. Vediamo, chiaro, questa è sicuramente una partita molto standard. Torre 8, quante partite di Carlsen mi sono studiato dove lui preferisce catturare con la torre anziché col pedone. Va bene, quindi e che cosa mi fa capire il fatto che i giocatori abbiano utilizzato sempre questa stessa medesima successione di mosse per tante partite? Cosa mi fa capire? Mi fa capire che a un certo punto era entrata quasi una questione di ego. Avete presente quando voi utilizzate la vostra apertura preferita? Il vostro avversario vi fa sempre quella risposta e una volta vinci tu, una volta vince lui, una volta pattate, poi vinci tu, e andate tutti e due come 2 muli a testa bassa a giocare sempre quella successione di mosse per dimostrare che la vostra apertura è meglio della difesa dell'avversario e viceversa. Vi sarà capitato probabilmente anche di incaponirvi e fare tanti match contro un unico avversario, e questo è quello che secondo me è successo tra questa partita. Carlsen contro Niemann giocavano sempre questa benedetta italiana
Niemann sempre col bianco, Carlsen sempre col nero, sempre la successione di mosse identica, forse per dimostrare veramente che la propria linea era superiore a quella dell'avversario. Quindi c'è proprio una lotta. Io qui ho visto anche Diego, perché stiamo parlando anche di questo, il match probabilmente più atteso di sempre. Arriva torre B8 per difendere il pedone B7, alfiere 3. Queste sono mosse standard, no? Si cerca sempre di eliminare questo fortissimo alfiere. Torre anche per Niemann per non rovinare la propria struttura pedonale, D per A4. E ora la partita è veramente veramente molto standard. Ottimo avamposto per Niemann col cavallo in F5, torre in E1, B5, cavallo E3. Queste sono mosse veramente veramente standard. Cavallo A5, donna C2 e arriva F6 per consolidare la posizione, ma ovviamente questo F6 crea buchi che sono degli ottimi salti per il cavallo. Torre I1, donna F7, donna in E4, cavallo C4, attaccando il punto in B2, B3, cavallo D6. Scusate se vado molto veloce, ma sono parecchie mosse e molte di queste mosse sono, diciamo, mosse normali che non modificano di troppo la posizione, poiché stanno giocando in una blitz e devono anche a volte muovere per forza senza trovare la mossa perfetta, ma a volte una mossa buona va bene uguale. Torre D2, donna F5, A4, qui arriva la prima imprecisione di Niemann, che è difficile veramente capire perché A4 è sbagliata, e ovviamente Carlsen trova sempre la mossa migliore suggerita dal motore, che punisce l'imprecisione in 0,02 secondi. RH2, donna E4, donna C5, scacco e arriva ai 4 e ora la partita inizia a farsi piccantina perché, diciamo, i re di entrambi i giocatori non sono ben messi. Il re di Carlsen è molto 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 esposto e il re di Niemann sta un pochino meglio, ma col fatto che la prima traversa non è più difesa da nessuno, c'è il rischio che si possa entrare. Quindi attenzione, lo dico per esperienza personale, ho perso una marea di partite, attenzione a lasciare la prima traversa scoperta. Torre di 4, cavallo F5, Carlsen porta anche il cavallo in attacco, Niemann dà fastidio con quel pedone, qui secondo il motore partita mossa mancata, e adesso il re è veramente scoperto. Niemann dovrebbe riuscire a portare questo cavallo in attacco se vuole creare problemi definitivi a Carlsen, cerca di farlo e adesso qui si entra in una finale di donne e pedoni. Contiamo i pedoni, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 pedoni per Niemann e 1, 2, 3, 4, 5, 6 per Carlsen. Ora, per chi ha letto, ci sono due libri secondo me sensazionali che mostrano l'abilità tecnica di Carlsen nel finale, che è Virtuoso Endgame, cioè volume 1 e volume 2. Tra l'altro li trovate su soloscacchi.it, sono dei libri in inglese ma secondo me eccezionali, che mostrano veramente l'abilità di Carlsen. E qual è la differenza tra questo giocatore sensazionale e tanti altri giocatori sensazionali del passato? È che Carlsen è veramente fortissimo in ogni punto del gioco, dall'apertura al medio gioco al finale, e forse il finale è proprio la sua massima espressione di genialità. Scusate se lo sto adulando, ma davanti a certe cose uno non può fare a meno. Allora, siamo in questa posizione, Niemann 1 secondo, Carlsen 14 secondi, e questo fa veramente la differenza. Andiamo a vedere come è stato gestito il finale. Carlsen porta e avvicina questi due pedoni che possono dare problemi anche al re. Donna B6, pedone 3, cattura, re F1, donna F4. Adesso questa donna supportata dal pedone potrà dare veramente parecchie noie. Scacco, il re scappa, scacco, il re scappa, D5, scacco, il re scappa, donna per C3, ci prendiamo anche un pedone e adesso spingiamo e scortiamo il pedone a promozione. Donna per A5 e dopo scacco, ovviamente abbiamo una doppia regina per Carlsen sulla scacchiera e anche questa sconfitta. Siamo quindi alla fine della quarta partita e abbiamo avuto tre vittorie e un pareggio. 3 vittorie e un pareggio per Carlsen. E arriva finalmente la quinta partita. Niemann ha la possibilità di riscattarsi. Non è facile, anche perché
sta giocando con il nero. E andiamo a vedere. C4, come vedete Carlsen fianchettino, C4, cerca di non fare cose troppo incredibili. Adesso non so se questo suo voler giocare questa apertura perché ha visto magari dei punti deboli a livello diciamo teorico in Niemann, o perché chi lo sa, sicuramente avrà studiato. Guardate come il gioco è veramente particolare, questa regina che va subito in attacco a dare scacco, sapendo benissimo che presto arriverà a torre 8 e romperà le scatole ancora. Infatti è così che va alfiere b4, e qui mi ricorda questo passaggio mi ricorda tantissimo la partita famosa Carlsen-Niemann, quella dove si dice che Niemann aveva barato eccetera eccetera, poiché la struttura pedonale del bianco è molto molto simile. Il bianco Carlsen giocò una catalana con questa struttura stranissima che a quanto pare piace da giocare a Carlsen, e qui finalmente Carlsen può rifarsi con questa doppiatura, quindi doppiatura sull'ala di donna per Carlsen, doppiatura sull'ala di donna per Niemann. Adesso la partita è tutta da giocare, chiaro è molto più piatta senza le donne in gioco, però è tutta da giocare. Qui Niemann preferisce giocare cavallo C5 secondo il motore, facendolo pensare a lungo. Non c'erano motivi per non prendersi torre 2, il pedone in E2, cavallo D4, pedone in D6, cavallo B3, cambio, e adesso si è aperta anche la colonna A per Carlsen. Torre per E2, arriva la cattura, ma il bianco si rifà sul pedone in E6. D6, alfiere in E6, pedone B4, anche qui sarebbe interessante considerare questa cattura, invece arriva a torre 8. Questa cattura probabilmente si poteva fare, poiché Niemann aveva paura di alfiere F1 e dopo non so una mossa come torre in E4, torre F6 e tante altre cose. Probabilmente Niemann si era perso questa soluzione molto carina con torre A2, costringendo al cambio con una buona posizione. In caso di torre F6, torre 8, il nero può giocare sull'inchiodatura. Insomma, difficile continuazione da vedere in partita con così poco tempo. Quindi torre 8 è la mossa che viene giocata, alfiere F1, torre C2, torre per A7, le torri di Carlsen iniziano a essere minacciose, alfiere per C8 e torre per F6. Qui diciamo arriva un po', se vogliamo, l'errore, un errore importante per Carlsen, perché adesso arriva a torre C1 importantissima. Su che cosa sta giocando Niemann? Su questa inchiodatura e sulla possibilità di giocare torre H3. Re G2 e torre H3, scusate, alfiere H3. Re G2 impedendo questo, tuttavia non impedisce questa mossa geniale di Niemann che è il sacrificio di torre sull'alfiere. What? Che cosa sta facendo? Questa torre non si può prendere, altrimenti arriva a scacco matto. Come? Alfiere H3, il re non può accedere a sinistra, è costretto ad andare su G1 e dopo G1 arriverebbe lo scacco matto. Fantastico. Questa incredibile sequenza sfugge a Carlsen, che purtroppo ora si ritrova a giocare con un pezzo in meno. Cerca di tenere botta e di non abbandonare, anche perché Carlsen 1 minuto e 21, Niemann 2 secondi, ma purtroppo per lui, anche con tutto questo vantaggio di tempo, ma con un pezzo in meno, arrivano quelle che vengono chiamate le torri gorilla, sono molto forti, che cercano sempre di creare minacce di matto. Carlsen fa miracoli per evitare queste minacce, ma ovviamente le torri sono più forti. E arriva alla partita quinta la prima vittoria di Niemann. Seguono poi una serie di vittorie, patte, eccetera, e alla fine della prima tranche di 5 minuti più 1, Carlsen è in vantaggio di 6 punti. 6 punti sono molto importanti e danno una certa sicurezza a Carlsen. Catapultiamoci ora nella serie di partite a 3 minuti. Anche qui ce ne sono state tantissime, ma voglio prendere questa che secondo me è un vero gioiellino. Andiamo a vedere Niemann al lato dei bianchi. C4, Niemann forse cerca di prendere in giro Carlsen, aprendo con l'inglese e finora non l'aveva fatto. Arriva ai 5, G3,
cavallo F6, alfiere in fianchettino, H6. Ora, dimmi tu se puoi giocare in questa partita H6, ma vedrete, questa è un'idea moderna e Carlsen la sfrutterà per fare delle manovre di cavallo devastanti. Ora, l'apertura ti dice non muovere lo stesso pezzo in apertura più volte, vedremo cose allucinanti. Questa credo sia la partita più bella dell'intero match. Cavallo C3, alfiere B4, il 4 impostando il tridente, quindi io credo sia veramente un modo per prendere un po' in giro Carlsen. Credo che ci sia più ego che altro in questo match. Cavallo C6, cavallo E2 in pieno stile inglesino, H3, D3, A5, a rocco corto. E ora che cosa ci possiamo aspettare dal bianco? Possiamo aspettarci che sviluppi l'alfiere, che faccia dal nero, scusa, che sviluppi l'alfiere, che faccia rocco corto. Che cos'altro possiamo aspettarci? Cavallo H7. Ebbene sì, cavallo H7. Qual è l'idea di cavallo H7? Lo vediamo subito. Re H2 per consolidare la posizione, cavallo F8. Adesso è tutto chiaro, questo cavallo vuole andare a dare una mano per prendersi quella bellissima casella centrale, fantastico. F4 per espandersi e prendere spazio, cavallo in E6, cavallo D5 e alfiere D7. Allora, Carlsen non arrocca. Carlsen non vuole dare un obiettivo d'attacco, non vuole far sì che Niemann capisca dove prendere spazio e dove attaccare. Quindi alfiere D7 è veramente una mossa d'attesa. Alfiere D2 altrettanto e arriva cavallo B4 attaccando il pedone D3. Cosa c'è di male nell'attaccare questo pedone D3? Perché chess.com il motore dà un errore, poiché dopo 3 e non è così che va in partita, questo pedone in realtà non si può catturare, poiché questo cavallo in realtà poi non ha più case dove andare. Dopo donna C2, dove scappa il cavallo? Non ha più case dove scappare. A Niemann sfugge questa possibilità e gioca alfiere C3 e quindi occasione mancata. E quindi questo pedone viene difeso in questo modo. Cavallo C6, Carlsen torna indietro, capisce che il cavallo lì in realtà non era granché utile, arriva a 3 e arriva a 4 per bloccare eventuali espansioni del bianco sull'ala di donna. Alfiere D2, H5 e ora è Carlsen che un pochettino ha in mano le redini, poiché veramente non avendo dato indizi al proprio avversario su come voler giocare, può essere anche che a un certo punto farà rocco lungo che rimarrà a correre il centro, che farà una migrazione manuale, andrà in C8 o andrà in G8, qualsiasi cosa potrà succedere. F5 spazio per Niemann e il cavallo va sulla casella centrale. Diciamo che qui la posizione è abbastanza simmetrica sul centro, sicuramente vantaggio di spazio per Niemann, cavallo in B3 con un po' di attacchi fastidiosi e Niemann qui risponde in maniera aggressiva, cavallo per B5. Ok, se tu mi dai problemi in questo modo, io ti do problemi in questo modo e Niemann qui in questa partita dà veramente il meglio di se stesso e la rende spettacolare. Carlsen decide di difendersi, togliamo la torre, cavallo per D2 e il bianco ha perso il suo alfiere buono. Donna per D2, cavallo per D4, cambio e ora F6. F6 è una mossa forte che mira veramente a rompere un po' tutta la struttura. G6, per tale ragione Carlsen decide di evitare, peccato che se non mi catturi questo pedone adesso arriva cavallo E7. Ragazzi, un cavallo allora c'è un detto che si dice che quando riesci a mettere un cavallo in sesta traversa hai già vinto. Probabilmente con un cavallo in settima traversa hai vinto ancora di più. Guardate come questo cavallo si trova davanti a re, regina e torre, fa sorridere la situazione piuttosto insolita e questo pedone non si può catturare. Quindi Niemann piazza lì un cavallo, ora il motore valuta questa posizione come pari, ma io vi sfido a giocare in partita posizione da neri, probabilmente soffrite tantissimo e credete di aver già perso. Torre 8, donna G5, ora forse ci sono temi di sacrificio, robe varie, ma è più forse una cosa psicologica, no? Perché poi di concreto credo che veramente ci sia poco. Arriva alfiere A6, mossa ottima, dopo eventuali sacrifici questo alfiere può mettersi in F7, difendere il re, bloccare l'avanzata di questo pedone e qui arriva Niemann con cavallo F5.
diamo un significato, una spiegazione a questa mossa. Io credo, ancora una volta, che Niemann abbia giocato questo match un po' per creare spettacolarità, un po' per far parlare di lui e un po' per, non lo so, per dare, per far capire che le sue mosse sono geniali. Questa mossa non è geniale, è ancora una volta un pacco. Carlsen vede questa mossa, rimane un po' a pensarci e alla fine decide di catturare. Cavallo gratis, non si rifiuta mai. E per F5 l'alfiere deve scappare e anche se la donna dovesse entrare in G7, torre F8, credo che non ci siano particolari problemi per il nero. Torre B va in E1. Attenzione, sembra che tutte le risorse di attacco del bianco siano finite, poiché c'è questo alfiere molto forte, questo pedone è tenuto più volte, la regina fa fatica ad entrare grazie ai suoi stessi pedoni, sembra che le risorse del bianco siano finite, ma Niemann tirerà fuori dal suo cilindro cose folli, cose folli. Arriva torre per E4, re D7, arriva una piccola migrazione del re che probabilmente vuole andare in C7 e stare più tranquillo, e arriva donna in G7. Donna in G7, Carlsen decide di giocare donna in E8 e adesso torre in F va in E1. Ci sono varie minacce, c'è la minaccia più easy, quella di catturare l'alfiere e prendersi la donna. Arriva una doppia minaccia e adesso torre per D4 è arrivata. Torre per G7, sacrificio di regina di Niemann, F per G7, e l'idea è ora di rendere questi due pedoni fortissimi e supportarli verso la promozione. Ragazzi, vi rendete conto di cosa ha appena fatto Niemann? Ha sacrificato la regina con 3 secondi sull'orologio, non capendo ancora come questi pedoni possano diventare una regina. F6, Carlsen gioca F6 per evitare che i pedoni del bianco si possano unire e arriva C5. Geniale. Problemi su problemi. Ora, qui Carlsen gioca regina in G8, bloccando. Probabilmente ti starei chiedendo perché non si poteva giocare una mossa come D5, sembra molto forte, consolida il centro. Una mossa come D5 avrebbe portato a torre per D5, pedone e alfiere con promozione sicura e garantita del pedone. Fantastico, fantastico Niemann, su questo fantastico. Donna in G8 per Carlsen, torre per D6, la torre adesso entra, re in C7 e torre per F6. E adesso la posizione inizia a farsi un pochettino più complessa, cade questo pedone, ma arriva torre G6. Adesso l'obiettivo è di portare quest'altro pedone a promozione con il sostegno anche dell'altra torre. Da notare come l'alfiere e la torre di Carlsen a momento non stanno giocando. Donna H7, alfiere in E4, alfiere in D7 per cercare di portare la torre e dare una mano, F6, torre F8, torre F1 supportando il pedone da dietro, donna F7 bloccando. Torre G7, la donna ora deve togliersi come pezzo bloccatore e arriva donna in B3. Ovviamente questa manovra non è possibile poiché poi il bianco va a promozione. Donna B3, torre F2, ora diciamo che Carlsen deve cercare di creare problemi al re bianco, anche se il re bianco devo dire che al momento è ben difeso, ben difeso. Torre F7 cercando un cambio di pezzi che arriva e adesso la barra inizia a essere a favore del bianco, del nero scusami, che ha sì un pedone avanzato ma avendo cambiato un po' di pezzi ora diventa veramente difficile. Donna F8, F7, il pedone è a un passo dalla promozione, H4 cercando di scoprire il re avversario, alfiere 6 e adesso questo alfiere si mette a guardia ma si mette anche in attacco. H5, re B8, H6, arriva un altro pedone che spera di essere promosso, alfiere per F7. Qui probabilmente la meno peggio, non c'è alcuna fretta per il bianco di ricatturare, tanto c'è l'inchiodatura, arriva H7, donna H6 tenendo la promozione di questo pedone e torre per F7. Reina 7, qui 4-5 secondi a testa, qui è veramente difficile da aggiustare, probabilmente il nero
cercherà un perpetuo, cercherà un qualcosa, o cercherà uno scacco, dato che questa torre è sospesa, cercherà uno scacco, un doppio e magari si prende la torre. Re in H1, donna C1 scacco, e arrivano un po' di scacchi per inseguire il re avversario, donna C1, il re si sposta, donna H6, ricordiamoci che la donna deve rimanere a guardia, scattura un pedone e rimane sempre a guardia. Re di 2, donna H2 scacco, donna H6, qui c'era secondo il motore una posizione vincente per il bianco ma difficile, il bianco cerca di andare in una posizione sicura dove non può più ricevere scacchi, peccato che però arriva questa mossa fortissima, il bianco scappa. Poteva Niemann a questo punto andare a promozione? No, perché c'era il matto in pochissime mosse. Su re c4 arriva donna b3 con scacco matto e in caso di cattura arriva comunque il matto con donna in b5. Quindi non si può andare a promozione. Guardate come con 2-3 secondi devono cercare di prendere decisioni così importanti. Arriva, attenzione, possibilità di matto, ma alfiere per c6 evita il matto e gioca ora su questa inchiodatura. Donna c2 scacco, il re si sposta, donna b2, qui ricordiamo sempre che ci sono possibilità di attacchi doppi, robe strane. Donna c4 infilata che attualmente non si può prendere, altrimenti il Niemann si fa la regina. Donna per a3 intanto, goloso di pedoni, Carlsen si prende un po' di pedoni. Donna 2 e adesso si prende la torre. E arriviamo a questa posizione folle, con Niemann che ha un alfiere in più, ma il nero sembra che ha più chance perché ha lui il tratto e quindi potrà dare praticamente scacchi infiniti. Re in e2, ci riprendiamo l'alfiere e adesso siamo in una posizione teoricamente pari con 2 pedoni a testa, una regina a testa, ma in una partita blitz può accadere qualsiasi cosa. I due giocatori cercano di attaccare, mangiare qualche pedone, Carlsen riesce ad andare in vantaggio di un pedone, ma Niemann riesce a trovare una posizione qui secondo il motore è vinta per il nero, ma ripeto hanno pochi secondi sull'orologio. Secondo il motore donna c3 avrebbe tenuto tutta la posizione e avrebbe creato anche ulteriori problemi, ma ovviamente non si può vedere tutto e qui dopo questa mossa il Niemann riesce a prendere il perpetuo forzato perché vanno su e giù. Cosa sarebbe accaduto per esempio se su scacco non so, il re andava da un'altra parte, c'era semplicemente donna di 6 e il re qui non può andare, sarebbe ricaduto qui e quindi arrivava comunque il perpetuo o in questo modo o in questo modo. Ed è così che questa fantastica partita finisce in parità. Seguono una serie di partite 3+1 come questa, la serie 3+1 finisce in parità 4-4, dopodiché arriva una serie di partite bullet 1+1 che ovviamente non ti farò vedere perché le partite bullet 1+1, per quanto possiamo andare a commentarle, saranno piene di sviste, robe varie. Niemann lascia anche una regina in presa, ma succede di tutto. Carlsen anche lui fa errori incredibili, quindi finisce questo match con il vantaggio di Carlsen se non mi sbaglio di 5 punti su Niemann, quindi una vittoria diciamo netta, e Carlsen va in finale contro Alireza Firouzja, uno dei giocatori più promettenti ed è il giocatore contro il quale Carlsen aveva il sogno di battersi per la finale mondiale. Questa non è la finale mondiale, ma comunque avrà la possibilità di fare un match, ossia una serie di partite contro il suo avversario preferito. Staremo a vedere come andrà e la commenteremo sempre qui su Matto Scacco. Ciao!